Entro la fine dell'anno partirà l'intervento di riqualificazione del tetto del Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure. Nell'ultima seduta la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, 90.000 euro la spesa stimata per un intervento che, senza dover chiudere il palazzetto, permetterà di risolvere l'annoso problema delle infiltrazioni d'acqua. È un intervento che la città aspettava da tempo, il nostro palazzetto è stato oggetto di importanti interventi di riqualificazione negli ultimi anni, ma purtroppo rimaneva un problema importante di infiltrazione al tetto che speriamo e contiamo di risolvere con questo intervento, che costerà circa 90.000 euro, verrà svolto in tempi rapidi durante lo svolgimento dell'attività sportiva grazie a un accesso privilegiato al tetto che poi rimarrà anche per futura manutenzione. E credo che sì, sia davvero una bella notizia per la città, per le nostre associazioni sportive che gravitano al palazzetto, perché era davvero un intervento che la città richiedeva da tempo. La struttura è un punto di riferimento per le associazioni sportive sammargheritesi, ma non solo. Sul parquet del palazzetto si praticano diversi sport, tra cui basket, pallavolo e ginnastica ritmica. Abbiamo il privilegio di avere un impianto che è un'eccellenza non soltanto per il Tigullio, ma mi viene da dire un po' per tutta la nostra regione. Ci sono diverse associazioni che nel palazzetto hanno la loro casa e spero che insomma, questa casa possa risplendere al meglio come è stato in tutti questi anni e possiamo evitare anche eventuali danni che potrebbero derivare da infiltrazioni che oggi sono purtroppo presenti. Conoscete più o meno già i tempi di lavoro? I tempi di lavoro dovrebbero essere relativamente rapidi, contiamo di iniziare i lavori entro l'anno e di concluderli nei primi mesi del 2026.